Allora, Presidente, parliamo anche un attimo dei dirigenti aziendali usciti. Un altro grosso problema che noi abbiamo, e questi sono magari, e anche questi non è facile trovare una ricollocazione, con la perdita delle aziende, che hanno chiuso tante aziende, ieri il Cerved hanno fatto quei dati, no? Più 14% di fallimenti nel secondo trimestre 2014 rispetto al 2013. Più 10% di chiusura di fallimenti dal 1° gennaio al primo semestre 2014 rispetto al 2013. Significa che là c'erano dei responsabili delle aziende, c'erano dei dirigenti aziendali, c'erano dei direttori di produzione e queste figure apicali o amministratori delegati, queste figure apicali sono quelle persone che sono rimaste a casa anche loro. E per cui ricollocare queste persone, perché loro avrebbero anche la voglia di riprendere anche nella catena di montaggio, se ancora esiste in qualche azienda, è ancora più difficile ricollocare queste persone. Sono un numero più esiguo, perché sono minori. Qual è la difficoltà oggettiva? Perché è un datore di lavoro che si porta, sentendo un po' così un comune detto, portare a casa una figura che aveva delle ruoli gestionali rispetto a un ruolo produttivo, hanno paura che possa creare dei problemi all'interno delle aziende, perché hanno una metodologia, una formazione mentale che è assolutamente diversa. Infatti, quindi questo è un po' l'handicap. Questo è un po' l'handicap. Né hanno possibilità di aprirsi partita IVA perché è difficile anche trovare un'allocazione in questo momento di crisi, no? Per partire con una partita IVA ci vogliono fondi, ci vogliono idee chiare su dove posizionarsi sul mercato, creare una produzione, oppure fare la consulente, partita IVA come consulente. Non è semplice, al giorno d'oggi non è semplice. Allora, abbiamo pochi minuti a disposizione, ci chiarisca la situazione delle province a questo punto. Allora, Visto che lei ha anche un ruolo nazionale, per cui ci avvaliamo. Le province, io dico sempre, la solita bufala mediatica che ha fatto il governo Renzi. Le province esistono tutt'oggi, non sono state modificate, nel senso si è modificato solamente il sistema elettivo. In pratica i cittadini non eleggono più il presidente di provincia, come succedeva prima, ma vengono eletti da consiglieri comunali della provincia, prendiamo la provincia di Padova, tutti i consiglieri comunali, tutti i sindaci della provincia di Padova eleggeranno il nuovo presidente della provincia di Padova e il consiglio provinciale di Padova. Le competenze lo Stato le ha riaffermate tutte con il decreto Del Rio, le ha riaffermate tutte le 5 competenze statali, più ha aggiunto una sulle discriminazioni del lavoro, stiamo parlando di lavoro, la nuova legge sulle discriminazioni del lavoro, mentre le competenze che avevamo delegate dalle regioni, c'è una legge quadro che non è stata ancora deliberata dal governo e che stiamo lavorando, nel quale cerchiamo di creare un metodo che sia unanime in tutte le regioni d'Italia, perché le competenze regionali devono essere riorganizzate all'interno delle province. A conclusione però, i miei 480 dipendenti sono là. Quindi il vantaggio economico sta nel non pagare le figure elettive perché forse non prende... Sì, ma un consigliere provinciale prende 90, provincia di Treviso, 900.000 abitanti, perché non è una piccola provincia, prende 90 euro a presenza, cioè quando viene a fare il consiglio provinciale, ne facciamo uno al mese, prende 90 euro. Il risparmio complessivo di tutto il paese Italia, stiamo parlando solo di province ordinarie, perché Trento e Bolzano rimarranno, sono 33 milioni di euro in tutta Italia, a fronte di tematiche importanti, lavoro, sicurezza ed edilizia scolastica, la viabilità, pulizia delle strade, rifacimento delle strade. Abbiamo milioni di chilometri a livello nazionale, la provincia di Treviso solo 1300 chilometri di strade Quindi provinciali. Il personale a questo punto resta, e voi come figure elettive da parte del popolo non ci siete più, ma il vostro ruolo verrà assorbito, work in progress, incomincia a Padova ad esempio in questi giorni. Io sono l'unico che rimane nel Veneto. Ecco, l'unico rimasto. L'unico rimasto nel Veneto fino al 2016, perché si va a completamento di mandato. E viene rivestito da il sindaco
per esempio Pinco Pallino, ipotesi. Esatto. Questo sindaco riceverà un'indennità No. di ruolo? No, No. lo dovrà fare in più come rivestire. Dovrà essere aggiuntiva alla posizione di sindaco. È per quello che il nostro timore è che sia una figura che viene poi sorpassata dalla parte tecnica, perché io vedo come funziona quando sei. Se tu sei là tutto il giorno con i tuoi tecnici, il tuo direttore generale, segui i lavori e fai la parte politica, perché credo che la parte politica sia determinante quando tu devi fare le scelte. Se questa scuola la devi fare prima, nel mio caso, a Montebelluna o Castelfranco o Treviso, ecco, io credo che si trasformerà in un ente di secondo livello, quello che i cittadini non conoscono, tipo quello dei consorzi dei rifiuti, il consorzio dell'acqua o tante agenzie che ci sono in giro, che però non colgono quelle che sono le realtà, le reali esigenze da parte del territorio. Quindi un avvenir meno della democrazia a questo punto, perché le persone non saranno più coinvolte in questa scelta, ma dei loro delegati. Io queste cose le sto denunciando da tanto tempo, mi dicono che sono un po' pazzo, ma però se guardiamo, allora, sistemi elettivi, cosa è rimasto? I governatori che eleggono direttamente il popolo, che si presentano e vedono la loro faccia, i consiglieri regionali, i sindaci e basta. Elezioni non si fa più, infatti. Perché il Parlamento, anche la nuova legge elettorale, tu non voterai la persona, voti il partito. Ancora, che infatti che era E quello il che si voleva. partito mette chi? Chi vuole lui ai primi posti, che saranno poi eletti. Le province sono delegate dai sindaci e leggiamo in questi giorni sui giornali sia su Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Belluno, che vanno al voto, chi sono i partiti che governano la guida delle composizioni delle liste. Ma l'emblema, credo, di questo paese è che abbiamo da 3 primi ministri, gli ultimi 3 primi ministri che noi abbiamo avuto, governo tecnico Monti non eletto dai cittadini, nominato, governo Letta doveva fare un altro candidato, abbiamo votato altri candidati ed è stato fatto Letta, perché era la corsa fra Bersani e Berlusconi e hanno messo Letta come premier, e adesso abbiamo Renzi, che non è stato eletto dai cittadini. Sì, perché ricordiamo i voti sono per l'Europa, non sono... Perché lui ha preso il 40% per l'Europa, non ha preso il 40% per fare il premier del paese. E lui stesso aveva affermato che non avrebbe mai fatto il premier se non era eletto dai cittadini. Ha avuto un consenso col suo 40%, che qualcuno lo vende come una certificazione alla sua posizione. Però se guardiamo in maniera analitica il processo di questo Paese, noi gli ultimi 3 primi ministri non sono stati eletti dal popolo. Allora qui la democrazia langue. Quando ci si fanno delle scelte, sono delle scelte che non sono democratiche. La situazione, capiamo la situazione politica, la situazione economica, 2140 miliardi di euro di debito pubblico. Sappiamo che sta arrivando una manovra da 20 miliardi perché i conti non reggono ancora più. Però di fronte a queste scelte l'autorevolezza di un premier è maggiore se tu hai l'investimento popolare. Certo, Non puoi dire sì, io l'ho avuto alle europee perché equivale al paese. Qua significa tirare un po' la corda dalla propria parte. Ecco, allora detto questo dobbiamo chiudere, che siamo arrivati al termine, il tempo vola. Noi la ringraziamo Presidente di essere stata qui con noi. Insomma, le novità sono importanti, i progetti ci sono, informatevi il più possibile nel portale della provincia di Treviso. Per i residenti nel territorio provinciale di Treviso ci sono le informazioni, però naturalmente possono essere anche dello spunto e mutuabili in altri territori. Grazie ancora, noi ci vediamo domani. Grazie, buongiorno.